Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Io vorrei tanto, credetemi, vorrei tanto parlare della questione allenatori, ma è impossibile farlo perché è ancora tutto fumoso, è ancora tutto molto troppo vago ed è una situazione in costante divenire, visto che cambiano i nomi a destra e manca. Ogni 5 minuti c'è un nome nuovo, ogni 5 minuti c'è un nome che sorpassa l'altro, ogni 5 minuti tutto cambia costantemente. Quindi preferisco evitare, tanto la questione dell'allenatore per il momento sembra un qualcosa di accantonato perché io penso che la società si stia muovendo, ma non, a conti fatti o si sta muovendo fin troppo bene, tanto da non, non far trasparire nulla, oppure si sta muovendo in stile Bradipo e quindi tutto continua ad andare a rilento. Fatto sta che stiamo al 3 di giugno e ancora il Cagliari non ha un allenatore, che è una cosa molto utile, perché specialmente noi ci lamentavamo anni fa, o meglio la società si lamentava di creare le stagioni in ritardo, dei tempi troppo corti, eccetera, eccetera. Diciamo che se tu non affretti i tempi diventa un po' difficile. Comunque, questo video nasce per un motivo più che evidente. Ieri si è disputata la finale di ritorno playoff di Serie B. Tra l'altro, piccolo parere mio personale, io abolirei quasi tutto di delle cose che vengono fatte in Italia. Abolirei il modello di Coppa Italia che c'è adesso, abolirei il modello di Serie A che c'è adesso, abolirei il modello di Serie B che c'è adesso. Le farei tutto a modo mio. Se siete curiosi di sapere quale sarebbe la mia idea, fatemelo sapere qua sotto nei commenti che magari vi spiego come intenderei io tutto il filotto dei campionati maggiori in Italia. Così, per curiosità, un video diverso con un argomento diverso. Comunque, ieri si è disputata la finale di playoff di Serie B, la finale di ritorno, dove il Venezia ha vinto. Quindi ritornerà in Serie A dopo 2 anni. Stando a vedere la classifica, penso che il risultato fosse quello più giusto e legittimo. Tra l'altro, Venezia che si è vista soffiare la promozione diretta proprio all'ultima giornata, se non mi sbaglio, contro lo Spezia, che ovviamente aveva bisogno di vendere gara alla pelle e cercare di vincere a tutti i costi per cercare di salvarsi. Spezia annata veramente disastrosa. Comunque, tutto questo ha portato quindi al completamento dell'organico. Io mi sposto di qua perché così noi possiamo ammirare quella che sarà la mappa con le squadre che giocheranno la prossima stagione di Serie A, quindi la Serie A 2024-2025. Ed è questa mappa qui esattamente. E guardandola di primo acchitto, io ho un dubbio perché io vedo quest'anno più dell'anno scorso in realtà una Serie A forse veramente tanto equilibrata che probabilmente, e potrei sbagliarmi, quest'anno più che mai fa un salto di qualità perché dentro sono rimaste squadre che hanno quasi tutte una progettualità. Il Cagliari no, però sono tutte squadre che secondo me a scaglioni diversi possono essere tutte equilibrate. Quindi mi immagino già una lotta a scudetto a tre squadre con Milan, Inter e Juventus. Però attenzione, perché c'è il Napoli di Conte. Come reagirà questo Napoli dopo l'annata dello scorso anno? O meglio, quest'anno? Beh, con Conte le cose potrebbero cambiare, ma per dirvi c'è anche il Verona. Il Verona si sarà stufato di farsi
due salvezze, una ai playout e una praticamente quasi all'ultima giornata, con addirittura un problema societario enorme. Il Verona vorrà riscattarsi. Il Bologna cosa farà? Io dubito, sinceramente, non perché abbia un qualcosa contro il Bologna, anzi sono contentissimo per loro, però dubito che possano ripetere la stessa stagione dell'anno scorso. Si riconfermerà? Più che altro si riconfermerà non in Champions League, ma comunque con un piazzamento europeo. L'Atalanta. L'Atalanta andrà a giocarsi la Champions League da vincitrice dell'Europa League. Scusate se è poco. E poi, guardando anche alle zone basse della classifica, il Como. Il Como, ragazzi, secondo me farà quello che ha fatto il Monza il primo anno di Serie A. Otterrà una salvezza più che tranquilla perché il Como ha una proprietà solida, ha un allenatore che diciamo qualcosina di calcio ne sa, è comunque una piazza decisamente rinvigorita per il fatto di essere tornati in Serie A, se non mi sbaglio, dopo 20-30 anni, più o meno, no, 20 anni, perché se non mi sbaglio inizio anni 2000. L'Udinese, secondo me, è la più grande incognita per il momento delle squadre che lottano per la retrocessione, che secondo me è tra le più papabili per retrocedere. Il Lecce comunque ha il suo fortino di giocatori, ha il suo ambiente, ha ritrovato comunque con Gotti una serenità che prima aveva un po' perso. Le romane sono un po' così, perché comunque la Roma la vedo al momento al di sopra della Lazio a livello di giocatori, di presidenza, di allenatore e quant'altro, mentre abbiamo visto che la Lazio sta un po' avendo dei problemi non indifferenti, perché tra Tudor che non si sa se rimane, giocatori che dovevano rimanere e poi se ne vanno. Diciamo che la Lazio, forse tra tutte, è anche lei quella che a livello di progetto mi mette un po' di dubbio, ma da qui a pensare che possa fare così male da lottare per la retrocessione, ovviamente ce ne passa. L'Empoli, ecco, l'Empoli, voglio fare proprio un'analisi generale con voi. L'Empoli è una squadra che farò fatica secondo me ad identificare, perché comunque viene da una salvezza all'ultima giornata, da una salvezza secondo me tanto chiacchierata e discussa giustamente, perché stiamo parlando di una salvezza arrivata con praticamente un fallaccio di Niang, non viene fischiato il fallo e successivamente, se non mi sbaglio, nella stessa azione o comunque poco dopo, lo stesso Niang trova il gol per andare a vincere contro la Roma per 2-1 e salvarsi. Io capisco i tifosi del Frosinone, perché comunque è effettivamente un qualcosa di strano. Però c'è anche da dire, se io fossi un tifoso del Frosinone, comunque mi starei zitto perché anche volendo l'Empoli ha fatto il suo, il Frosinone contro l'Udinese, diciamo che proprio non ha fatto il suo. Il Monza quest'anno potrebbe fare effettivamente un salto di qualità. Certo, sarà difficile rimpiazzare Palladino, Palladino che sembrerebbe andare in una di queste due squadre, quindi o a Bologna o a Firenze, e bisognerà mantenere tutto quello che è stato creato in questi anni con gli elementi più importanti, perché quest'anno secondo me per fare il salto di qualità il Monza ha bisogno comunque di tutti quei giocatori che sono stati dei must in questi 2 anni. Il primo tra tutti che mi viene in mente ovviamente è Colpani con Di Gregorio sempre più in vista Juventus. Il Torino, il Torino anche qui, il Torino potrebbe lottare per l'Europa, per come la vedo io. Non dico che ci andrà, ma potrebbe tranquillamente lottare per un piazzamento europeo. Lo ha dimostrato quest'anno che è in grado di farlo. Comunque sono 2 o 3 anni che non finisce sicuramente nelle zone basse della classifica, ma finisce esattamente a metà. Quindi potrebbe essere l'anno buono questo per cercare di fare anche qui il salto di qualità. Il Genoa è una delle proprietà più solide e che ha dimostrato secondo me con cognizione di causa e con i fatti di poter lavorare bene, di cercare i giocatori giusti, amalgamare
tutto il gruppo squadra. È una squadra che secondo me ha fatto il campionato più dignitoso e più bello che si poteva fare. Inter a parte che ovviamente è la predestinata per fare il back to back per il titolo. Però il Genoa è quella squadra che, forse perché essendo retrocessi e saliti insieme, stiamo guardando insieme a loro tutto quello che stanno creando e secondo me i passi in avanti sono enormi, anche semplicemente dalla gestione dei media, dalla gestione dei social media. eh, Poi c'è stata quella canzone fantastica che ha spopolato, bellissima. Però veramente vedo un ambiente Genoa rinato da quando è andato via Preziosi. E vedo una proprietà che effettivamente ci tiene alla squadra, ci tiene alla città e ha voluto fare questo salto di qualità. Il Genoa quest'anno probabilmente cederà i suoi pezzi pregiati, ma è giusto che sia così. Perché anche qui, se tu vuoi fare il salto di qualità, devi fare un po' un modello Atalanta. L'Atalanta ha fatto così. L'Atalanta ha venduto i suoi pezzi migliori già dopo la prima stagione, dalla prima stagione, però poi ne ha comprati altrettanti buoni a prezzi stracciati e è arrivata dove è arrivata. E poi per esempio abbiamo il Venezia. Il Venezia anche qui, per quanto tra tutte le neopromosse mi sembra quella leggermente inferiore, stiamo comunque parlando anche qui di una proprietà abbastanza solida, di una città che è diventata sostanzialmente un marchio, però comunque ha il suo seguito, tra l'altro non solo in Italia. È una squadra quindi molto importante, molto, tra virgolette, blasonata, ma non a livello di titoli, a livello proprio di importanza. E potrebbe fare bene. Potrebbe fare bene perché anche in Serie A, l'anno che c'è stato, a me personalmente non è dispiaciuta. Bisognerà vedere, bisognerà vedere, però non li vedo così scontati per retrocedere fin da subito. Il Parma invece è una squadra che mi intriga, e tra l'altro il Parma ha dei giocatori che a me piacciono tantissimi, Mann e Mihaila tra tutti, sono due giocatori secondo me eccezionali. Anche qui staremo a vedere, probabilmente confermeranno Pecchia come allenatore, oppure non so se Pecchia farà lo stesso pezzo che fece con la Cremonese una volta salita in A, che si licenziò. Però il Parma è sicuramente una squadra molto solida che ha stravinto il campionato di Serie B e giustamente andrà a cambiare, credo, quelle 3-4 cose per tornare ad essere a pieno titolo un organico da Serie A e non più da squadra alta di Serie B. Però non vedo delle lacune così importanti che mi possono far pensare anche qui che la squadra possa retrocedere. E questo penso che dopo 13 minuti sia il caso di parlare anche di noi. Tra tutte, al momento attuale, io non vedo il Cagliari così sicuro di potersi permettere, al momento attuale, attenzione, al momento attuale, di potersi permettere ancora una salvezza in Serie A, perché non impariamo comunque dai nostri errori. La stagione comincia tardi, per esempio quella dell'anno scorso. Bene o male, le cose le abbiamo fatte e siamo riusciti a rimanere in Serie A. Ma se noi ci lamentiamo se la stagione comincia tardi o se c'è un qualcosa che non va, perché non facciamo mai niente per risolvere questa situazione? Abbiamo bisogno di programmare prima la stagione? Cerchiamo di convincere prima il mister. Perché il mister non è ancora arrivato? Potrebbe fare delle resistenze, chiunque esso sia? Sicuramente sì. Ma evidentemente tu non sei stato abbastanza convincente da convincerlo. Scusate il gioco di parole. Banalissima la cosa. Tra l'altro, mi stavo a scordare, questo, la promozione del Venezia porta anche all'obbligatorietà del riscatto di Altare, che quindi diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Venezia e ci vedrà portare nelle nostre casse, credo, 1-2 milioncini, che comunque male non fanno. Però, come sempre, il progetto
qua è solo a parole, non si vedono fatti. Pavoletti pare che rinnovi, tra l'altro mi si sta scaricando pure la luce, fatemela collegare, che se no mi scordo sempre di caricarla. Dove sta il tasto? Ecco qua. Mo direi che c'è molta più luce. Vedo veramente una Serie A equilibrata, veramente tanto equilibrata, e non è un male, sia chiaro, non è assolutamente un male, perché questo significa che il livello si sta alzando. Però penso che questa più dell'anno scorso sia una Serie A molto più difficile da pronosticare e preventivare. Ovviamente stiamo parlando di tutto questo al 3 di giugno, contestualizziamo la cosa. È chiaro che poi col campionato in corso si potrà vedere e si potrà capire molto di più. Però così, guardando banalmente soltanto quelle che saranno le 20 squadre partecipanti al prossimo campionato, mi viene difficile ehm, immaginarmi cose assurde. Ci potrebbe essere qualche sorpresa, però è un campionato veramente equilibrato con, con l'organico che c'è adesso. E sono curioso di andare a scoprire questo campionato, di vedere anche questo valzer delle panchine cosa porterà, perché probabilmente il destino di alcune squadre si deciderà già dalla scelta del mister e sarà scritto già da lì. Lo abbiamo visto quest'anno. Il Napoli ha cominciato con Rudi Garcia, è andato avanti con Mazzarri, è finito con Calzona e i risultati sono stati evidenti. La peggiore campione d'Italia di sempre. Nessuno ha mai fatto così male. È, è tutto strano, veramente molto strano. Sono curioso di vedere alcune squadre cosa faranno, come si adopereranno. Io sinceramente prendetemi per un coglione o quello che volete, ma così, se devo fare una prediction al momento, le tre squadre che vedo più papabili per la retrocessione sono Cagliari, Empoli e Udinese. L'Empoli perché vuoi che con Nicola quando parte da inizio campionato difficilmente fa bene. L'Udinese è una squadra che faccio fatica a comprendere e a capire perché negli ultimi anni si è perso totalmente quell'aura che aveva l'Udinese di anni fa e il Cagliari perché continua a mancare sempre di progettualità, di, di acquisti sensati, di tutto quello che avrebbe bisogno una squadra di Serie A. E questo potrebbe essere un grave problema. Però staremo a vedere, questo è il mio giudizio. Così però effettivamente, mi ripeto, lo so, così a occhio e croce vedo un campionato molto equilibrato, dove se tutto va come va, effettivamente sotto potrebbe retrocedere anche il Lecce, per dirvi, che non la vedo come una candidata alla retrocessione, però potrebbe accadere. Proprio per il fatto che stiamo parlando di un campionato equilibrato, ma non nel complesso, nelle sue fasce, quindi la fascia Champions League, la fascia Europa League, la fascia Conference metà classifica e poi la fascia retrocessione. Scusate un attimo. Maledetti call center, maledetti call center. Comunque, detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!